Stefano, innanzitutto ti chiedo cosa avete sofferto di più questa sera secondo te, se il Napoli, che a un certo punto ha avuto qualità evidente, il vostro primo tempo un po' così così, o le tante assenze perché i titolari fuori questa sera erano 7? No, i titolari no, nel senso che la squadra era competitiva, abbiamo trovato un avversario con grande qualità, questo sì. È stato un primo tempo complicato, ma non credo che abbiamo concesso poi così tanto, abbiamo avuto anche noi delle situazioni dove potevamo essere un po' più precisi. Non è stata una gran partita nostra a livello tecnico, questo sì, troppi passaggi sbagliati anche senza pressione avversaria, questo è stato il nostro limite stasera. E poi il gol preso quando all'inizio del secondo tempo noi stavamo facendo sicuramente di più, meglio di loro. Si può anche sbagliare un passaggio a metà campo, ma dovevamo essere molto più intensi, molto più veloci nel cercare di riprendere le posizioni giuste. Se tu questa sera, dopo questa partita, guardi la classifica, pensi che l'Inter ormai è scappata o pensi che è bene guardarsi dietro perché la classifica sta diventando molto corta? Penso che abbiamo perso un'occasione, poteva essere una settimana eccezionale per noi perché venivamo da due grandi prestazioni, quella di Verona e quella di giovedì a Manchester, e purtroppo stasera non siamo riusciti a ripeterci a quei livelli. Abbiamo fatto una buona gara ma contro un ottimo avversario, quindi solamente una buona gara non è sufficiente per battere un avversario così di qualità. E guardarci dietro, guardarci davanti, noi dobbiamo pensare alla prossima gara. Dobbiamo pensare alla prossima gara che sarà una partita molto difficile, un avversario molto forte da dentro fuori in Europa League, e poi pensare alla Fiorentina successivamente. Quello che sarà il campionato è questo, nel senso che le prime 7 squadre, adesso l'Inter ha preso molto slancio perché ne ha vinte tantissime. L'Inter è andata fortissimo dopo l'esclusione in Europa, dove ha potuto giocare e prepararsi bene per tutte le partite, però le partite da giocare sono ancora tante, ma noi non ci guardiamo né davanti né dietro, pensiamo a rimettere in campo delle prestazioni migliori di questa sera e cercare di fare più punti possibile. Studio. Peppe Bergomi. Stefano, ho sottolineato prima l'aspetto caratteriale, Sì. perché nel finale con i cambi la tua squadra ha dato veramente ancora grande impulso e ha rischiato di pareggiare, perché ha sviluppato gioco proprio bene. Tornando sulle tue parole, l'aspetto tecnico, soprattutto io mi concentro un po' sui centrocampisti, no? Con Tonali che si abbassava in mezzo ai due centrali, lo stesso che sì, che sta facendo una stagione straordinaria, ormai ogni tanto te lo trovavi a far la punta, e poi anche nell'uscita, nel gol preso, no? Che si poteva rimediare. Ti concentri in quella zona di campo oppure su altre zone ci sono stati gli errori? Che dicevi? Beh, sicuramente nella costruzione dovevamo essere un po' più veloci, c'era la possibilità ogni tanto di attaccare la profondità, di fare un gioco diretto, e non ci siamo riusciti, secondo me perché è mancata la precisione tecnica, ma sono mancati anche i movimenti con i tempi giusti, dei giocatori sopra palla. Abbiamo giocato un po' troppo per via orizzontale e poco per via verticale. Se tu ti riferissi, appunto stiamo guardando il gol che abbiamo preso, comunque abbiamo perso una palla dove c'era poco movimento ma si poteva gestire molto meglio, ma sotto eravamo anche con i due mediani, con i due difensori centrali, quindi si poteva gestire meglio la transizione. Purtroppo non ci siamo riusciti, e quando ti manca un po' di movimento e un po' di precisione tecnica poi dopo diventa difficile, anche se sono molto d'accordo con te sulla reazione della squadra. Abbiamo avuto una palla gol con Leao, insomma abbastanza importante, abbiamo messo il Napoli in difficoltà, abbiamo avuto le nostre situazioni. Il rigore c'era un po' di più piuttosto che non c'era, ma Hai rivisto? peccato perché insomma un risultato, sì, l'ho rivisto, un risultato positivo ci avrebbe aiutato molto in questo momento, perché ripeto è stata una settimana molto importante, molto faticosa, molto dispendiosa, e io credo che tutto sommato la prestazione della squadra stasera non sia completamente negativa, è stata una prestazione sufficiente, ma serviva qualcosa in più, purtroppo non ci siamo riusciti. Sandro Vicini. Ciao Stefano, allora intanto complimenti per Manchester, perché hai fatto fare bella figura, diciamo così, al nostro calcio, anche per l'atteggiamento, per il tipo di partita che avete giocato, considerando sempre le tante assenze di cui stiamo parlando. Ormai a te, come dire, non fa piacere sottolinearne, ma lo facciamo noi, però effettivamente insomma come dire, assenze pesanti. Ecco, da questo punto di vista, senza magari fare nomi, a livello di reparto, no? Chi ti sta mancando di più? Cioè chi ti manca di più? Perché oggi c'è stato un errore in fase difensiva quando avete preso il gol, però anche in fase di costruzione
Penso a Bennacer, penso a Ibra, cioè qual è, come dire, l'assenza, le assenze più pesanti, in quale reparto perlomeno? Beh, ma è chiaro che quando poi le assenze sono numerose qualcosina perdi assolutamente, perché comunque stiamo parlando di giocatori che ci danno non solamente una qualità tecnica importante, ma anche una presenza sul campo a livello di mentalità, a livello di comunicazione. Abbiamo giocato tantissime partite senza, tra virgolette, centravanti. Io credo che insomma abbiamo giocato tante partite senza Zata, senza Mandzukic, senza Rebic. Per questo che la squadra va solamente elogiata per quello che sta facendo, però poi è chiaro che se tu mi chiedi una zona di campo dove anche stasera potevamo fare qualcosa in più era dentro l'area avversaria, ma poi le caratteristiche sono caratteristiche, quindi non si possono cambiare, Provate a immaginare, senza parlare sempre dell'Inter, ma l'Inter senza Lukaku, Lautaro e Sanchez, o la Juve senza Morata, senza Ronaldo, senza Chiesa. Noi abbiamo giocato tante partite senza Rebic, senza Ibra, senza Mario, e abbiamo giocato più del metà campionato senza Zlatan, eppure siamo lì e lo stiamo facendo attraverso prestazioni importanti, positive. Chiaro, ripeto, ho chiesto alla squadra uno sforzo per far sì che questa fosse stata una settimana da squadra non solamente forte ma da squadra speciale, e purtroppo stasera non ci siamo riusciti. È stato Fabio chiaro, Capello. grazie. Stefano, volevo farti i complimenti per tutto quello che hai fatto fino adesso con questa squadra, però andando alla partita di oggi siete stati un po' disordinati secondo me nel primo tempo, forse perché Çalhanoğlu, giustamente appena rientrato, non riusciva a dare quell'equilibrio quando cercavate di andare a pressare, eravate sempre in ritardo, tanto che il Napoli arrivava con una certa facilità vicino all'area di rigore e anche dentro l'area di rigore. Mentre nella ripresa, coi cambi, la partita è completamente cambiata. No, sono d'accordo che non siamo riusciti a mantenere le distanze giuste e non possiamo fare le cose a metà, cioè nel senso, se vogliamo andare a prendere alti gli avversari dobbiamo essere molto più compatti, molto più coraggiosi e anche rompere la linea difensiva con uscite tra le linee sul loro tre quarti. Abbiamo fatto le cose a metà e quando fai le cose a metà poi dopo allunghi la squadra e concedere spazi agli avversari così veloci, così di qualità come il Napoli, dopo sicuramente abbiamo rischiato. Ci vuole più compattezza, ci vogliono distanze più corte e non sempre stasera ci siamo riusciti, ma non credo per colpa di Çalhanoğlu, che anzi credo che abbia fatto sicuramente. Stefano, Certo, sto dicendo certo. questo, l'hai appena messo, è giusto cercare di recuperarlo e quindi ha dato quello che poteva dare, no? Con Ibrahim Diaz il pressing era diverso. Sì. Una cosa telegrafica che ti dobbiamo lasciare. Credo che dovevamo essere un po' più coraggiosi nelle uscite o altrimenti aspettarli un po' di più. Qualche volta siamo stati un po' troppo a metà strada. In base alla tua esperienza, il giovedì, cioè la partita del giovedì sera, si paga più di ogni altra cosa? È inevitabile che l'Europa League è molto più faticosa della Champions, perché comunque, nella partita successiva è chiaro che avere solamente 2 giorni di noi, calcola che siamo tornati alle 3 del mattino di venerdì mattina da Manchester, ma questo non, noi volevamo questo percorso, quindi lungi da me pensare di dare delle giustificazioni e avere degli alibi, ma se mi parli che pesa, è chiaro che pesa, perché giocare di giovedì e arrivare a domenica diventa, e noi siamo partiti da settembre, però conta il carattere, conta la mentalità e noi dobbiamo reagire, non è una sconfitta che ci fa male, perché è chiaro che insomma, siamo il Milan, vogliamo far bene, siamo secondi in classifica, vogliamo sperare di rimanerci, anche se non era il nostro obiettivo iniziale, però adesso siamo lì, ce la vogliamo giocare bene, adesso cerchiamo di recuperare energia, cerchiamo di recuperare qualche giocatore, perché giovedì ci aspetta una partita molto bella, stimolante, ma anche molto difficile, perché il Manchester è una squadra molto forte.